Buongiorno, benvenuti, appuntamento con la rassegna stampa di Telecolor. Oggi lunedì 30 aprile, nel racconto dei quotidiani di oggi ovviamente tutto quello che sta accadendo sul fronte medio orientale con lo stop, l'impedimento, la chiusura del Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa, quindi un colpo che tutto l'Occidente diciamo, ha ricevuto e ha sentito come un colpo alla cristianità. E quindi insomma il racconto insomma, dei quotidiani è tutto su questo, su queste tensioni che continuano a salire in Medio Oriente. E poi la politica, tanta politica sui quotidiani nazionali, perché insomma il post referendum, l'onda lunga del post referendum sta ancora agitando le acque nella maggioranza. Andiamo a vedere allora subito i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo principale è scontro sul Santo Sepolcro, Israele negato l'ingresso a Pizzaballa, che insomma è il cardinale di Gerusalemme. Non so se chiedo alla regia se riusciamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano, eccolo qua. Israele negato l'ingresso a Pizzaballa, Roma convoca l'ambasciatore Peled. Per capire che cosa sia successo. Il patriarca non era mai successo, dispiace. Netanyahu, presidente israeliano, ha motivato con insomma, la questione della sicurezza, poi però ha aperto in serata dopo le proteste che sono arrivate praticamente da tutti i paesi, l'Italia e il Vaticano in testa. Volevamo solo proteggere, dice il diplomatico, appunto l'ambasciatore Peled, il no del cardinale, il no al cardinale Pizzaballa è stato solo per la sua incolumità. L'ultima cosa che vogliamo è offendere i cattolici e il patriarca. È stato uno spiacevole incidente, quindi secondo Israele questione è risolta. Il tema è ovviamente tutto quello che poi ha causato questa scelta. Sempre restando su quel fronte, quindi Medio Oriente, i piani militari degli Stati Uniti per il blitz sul terreno, l'Iran attacca, anzi contrattacca, per ora solo a parole, li bruceremo, quindi minacce, e poi i paesi del Golfo che restano divisi adesso sulle azioni da intraprendere contro l'Iran. Qatar e Oman vogliono una tregua, invece Riyadh, quindi l'altra parte degli Emirati, insomma, rimangono ovviamente sulla posizione degli Stati Uniti. Di spalla la professoressa ferita dal tredicenne è stata visitata ieri dal ministro Valditara, al quale ha detto, dice, mi mancano i miei alunni, non vedo l'ora di tornare a scuola. La professoressa si sta riprendendo dopo aver ricevuto una coltellata a scuola filmata e messa sui social dall'autore, che non si è di fatto mai pentito. E poi avete visto la politica, Giorgia Meloni si va avanti, ora l'obiettivo è la legge elettorale, mentre Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, vedrà la figlia di Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, per diciamo, chiarire tutte le tensioni che in questo momento stanno vivendo attorno appunto alla classe dirigente del partito dell'ex Cavaliere, l'ex partito del Cavaliere. La maggioranza si lascia il referendum alle spalle, pensa alle prossime mosse, si va avanti, garantisce la Premier Meloni, il primo obiettivo è la legge elettorale. Un altro partner della maggioranza, il ministro degli esteri Tajani, appunto incontrerà Marina Berlusconi. Questo ragazzo, insomma 19 anni, in prima pagina, il 19enne, che troveremo un po' su tutti i quotidiani perché ha vinto il secondo Gran Premio consecutivo, ha vinto in Giappone in Formula 1, bis di Antonelli, è primo in Formula 1, crederci di più, il box frena, è un pilota italiano e non accadeva da anni che un pilota italiano diciamo, trionfasse in Formula 1. Complimenti, grande Kimi Antonelli, per il quale tutta l'Italia fa il tifo. Andiamo a vedere la Repubblica. Israele, divieto shock, impedito al cardinale Pizzaballa di celebrare messa dentro il Santo Sepolcro. Diciamo, ieri era domenica, tra l'altro un giorno particolare per i cattolici, la Domenica delle Palme. Le motivazioni, ragioni di sicurezza, l'ira della Chiesa, il governo convoca l'ambasciatore, Netanyahu poi ci ripensa e dice accesso immediato. Però perché? E qui Repubblica lo spiega, perché è stato chiuso il Santo Sepolcro, secondo appunto diciamo, le notizie diciamo,
che si rincorrono in queste ore, perché il patriarca sarebbe sgradito per le sue frasi pronunciate diciamo, durante gli attacchi a Gaza. Quindi questo è diciamo, quello che potrebbe esserci dietro questo stop. Insomma, adesso vedremo cosa succederà. Insomma, le distanze sono state prese da entrambe le parti. Poi Kimi Antonelli, vedete che festeggia, Kimi fa il bis, guida il mondiale, è il più giovane di tutti i tempi. Questa è una notizia ovviamente. Poi la politica, da un lato Crosetto, dall'altro lato Giuseppe Conte, in due interviste separate. Uno parla dei guai, insomma delle tensioni che ci sono in questo momento in maggioranza, nella maggioranza di centrodestra. C'è anche chi invoca elezioni diciamo prima della fine della scadenza naturale del mandato, però Crosetto stoppa tutti, dice non si può anticipare il voto perché siamo in periodo di guerra, mentre Giuseppe Conte si prepara insieme a tutti gli altri leader del campo largo alle primarie. Ecco come sceglieremo il leader per battere la destra, quindi spiega insomma dal suo punto di vista cosa succederà da qui a breve. Andiamo sulla Stampa, anche qui Israele ferma Pizzaballa, offesi tutti i cattolici. Poi i Marines che tentano, che vogliono, che pianificano di sbarcare in Iran via terra, i Pasdaran che insomma li respingono già solo a parole, dice li daremo in pasto agli squali. Ancora Kimi Antonelli, nessuno come lui, vedete questa foto. Insomma, veramente è simbolo di un'Italia che trionfa in Formula 1, seppur solo con il pilota e non con le macchine. Ieri la Ferrari si è piazzata terza con Leclerc. Tante notizie che riguardano l'economia, l'ultimatum delle imprese a Urso e Giorgetti, proprio Confindustria in questi giorni ha protestato contro il governo perché sono state disattese alcune promesse fatte proprio sulla fiscalità alle imprese, quindi l'ultimatum è riferito proprio a questo. Se le aziende ne perdono fiducia, qui c'è un fondo di Ricklin che insomma spiega che cosa succede se il motore del paese comincia a rallentare proprio perché perde fiducia nel governo. E ancora sulla legge elettorale, vedete, la Meloni tratta con il PD la lezione del referendum è che diciamo, da soli non si va da nessuna parte, almeno sulle modifiche che interessano tutta la classe politica, e quindi adesso si apre anche alle proposte delle opposizioni, che in realtà sono freddine sulla modifica della legge. Andiamo a vedere un po' di quotidiani economici. Eccolo qua, il Sole 24 Ore, finanza, conflitti, lusso, BC Yacht, così i paesi del Golfo, eccolo qua, così i paesi del Golfo investono in Italia, dalla logistica alla manifattura e ai trasporti, partecipazioni in 4.000 società della penisola, Emirati e Qatar hanno le maggiori quote, quindi questi sono diciamo, gli investimenti che i paesi del Golfo, in questo momento in sofferenza per via del conflitto, hanno nel nostro paese. Il Sole 24 oggi nell'edizione fredda del lunedì sviluppa questo tema. Poi in basso però, eccolo qua, flat tax affitti, primo calo, meno 2,2% nel 2025 con la cedolare secca, frenata del gettito dopo 13 anni di crescita, campanello d'allarme per le casse dello Stato. Andiamo a vedere un po' di quotidiani di natura politica. Il Fatto Quotidiano titola così: buona Pasqua da Bibi, con lo stop di Israele a Pizzaballa nella Domenica delle Palme, quindi protestano Papa, gli Stati Uniti, i governi dell'Unione Europea, addirittura in dubbio le celebrazioni della Settimana Santa in Israele. Vediamo invece il Giornale che titola su Pizzaballa messi in croce, l'ira di Meloni, poi le scuse di Netanyahu, l'opposizione cavalca la polemica per attaccare Israele ma ignora le persecuzioni islamiste. E poi scoppia il caso dell'assistente di Salis, Silvia Salis, anzi ho scusato, Ilaria Salis, l'europarlamentare, non la sindaca di Genova. Fratelli d'Italia dice un pregiudicato, dice che Risca, fermati 91 anarchici, poi plauso del Premier. Questa diciamo polemica ribaltata sul fronte del centro-sinistra. Andiamo a vedere Libero che insomma spinge sulle manovre secondo appunto il quotidiano di Mario Secchi nascoste per arrivare al Colle con un uomo della sinistra. Vogliono al Quirinale uno di questi signori, Franceschini, Amato, Monti, Riccardi. Nel campo largo già si tengono le prime riunioni per tentare la scalata più importante, ovvero quella alla successione di Mattarella.
Ancora La Verità, avvoltoi su Giorgia, non c'è da fare presto, non solo Colle Stampa Progressista tifano per il governissimo, ma spinge pure parte degli industriali. Però anche i sondaggi dicono che il centrodestra resta davanti, quindi rimettere il mandato, quindi andare ad elezioni anticipate, sarebbe un errore, secondo appunto il quotidiano Libero, che sulla Verità, scusate, che su Pizzaballa titola Israele shock, Pasqua bloccata. Abbiamo il tempo di leggere l'ultimo quotidiano di oggi, vediamo il Tempo, eccolo qua. 5 domande più una alla Salis, la smemorata, e questa è sempre l'europarlamentare, Ilaria Salis, sulle proteste, diciamo, lei è stata bloccata e controllata in hotel, da qui insomma sono state violate alcune norme che disciplinano appunto l'utilizzo dei controlli per le istituzioni, in questo caso lei rappresenta un'istituzione pubblica, l'Europarlamento, quindi la smemorata Ilaria, tutto quello che non torna nella versione dell'eurodeputata, sapeva dell'alert Schengen dalla Germania, perché parla di un controllo di un'ora? Domanda finale, sapeva che non si può assumere a Bruxelles il partner stabile? Quindi insomma domande che riguardano, insomma, che vorrebbero smascherare uno dei simboli di AWS eletta appunto al Parlamento europeo. E poi qui insomma tutto il racconto ancora su Quotidiano del Tempo, non all'ingresso di Pizzaballa al Santo Sepolcro, ma era vietato a causa dei missili iraniani e lo sapeva. Quindi insomma critica anche sulle posizioni della Chiesa, critico anche sulle posizioni della Chiesa il quotidiano Il Tempo. E allora abbiamo il tempo di leggere a proposito anche un altro quotidiano, almeno nei titoli. Domani vietato pregare al Santo Sepolcro, l'offesa di Israele a Papa Leone, la polizia mi ha impedito al custode della Terra Santa e al cardinale Pizzaballa di dire messa nella Basilica, condanna della Premier e del governo italiano, il rammarico del presidente israeliano Herzog. Allora chiudiamo questa prima parte di rassegna stampa, ritorneremo subito dopo con la lettura dei quotidiani regionali. Rientriamo in diretta con la nostra rassegna stampa di oggi su Telecolor, lunedì 30 marzo, andiamo a sfogliare i quotidiani regionali e partiamo dal quotidiano di Sicilia, dalle prime pagine. Oggi il racconto dei quotidiani regionali insomma, è sulla falsariga degli altri quotidiani, dei quotidiani nazionali, perché insomma, questo stop al cardinale Pizzaballa insomma, ha veramente scosso tutto l'Occidente, una cosa mai vista in Terra Santa, quindi il giornale di Sicilia e tutti gli altri quotidiani aprono con questa notizia. Il titolo è Lo sgarbo di Israele contro la Chiesa e qui c'è la foto del cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Il Santo Sepolcro vietato, sdegno della CEI, l'Italia convoca l'ambasciatore, insomma in un racconto che abbiamo già fatto. Poi il Papa si dice vicino ai cristiani costretti a cancellare i riti. Leone XIV ha chiesto nuovamente una tregua in tutto il Medio Oriente, si è detto vicino a tutti i cristiani che sono costretti appunto a non poter celebrare i riti della Pasqua. Questa è la settimana santa cominciata appunto oggi. E poi il Pentagono, e qui sulla storia del conflitto, si prepara all'invasione, sono pronti i Marines se fallisse la trattativa con Teheran, che risponde, come abbiamo visto, come abbiamo già letto, bruceremo appunto gli americani. Andiamo a vedere invece la notizia che riguarda la ANM, tango sulla giustizia, ora abbassare i toni, parla il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, palermitano, che appunto si ispira a Falcone, Borsellino e Livatino come esempi concreti in questo racconto fatto sul Giornale Sicilia. Antonelli, anche qui sul Giornale Sicilia, Kimi Antonelli concede il bis, trionfo anche in Giappone. E poi il calcio, l'Avellino, l'ex Ballardini sulla strada del Palermo, il tecnico ha lasciato buoni ricordi, sta risollevando le sorti della squadra ilpina che sarà la prossima avversaria del Palermo nel campionato di Serie B. Ma prima del ritorno del campionato di calcio c'è ovviamente la sfida di domani della nazionale, azzurri tutti in una sera, la nazionale bosniaca, la Bosnia adesso fa paura, domani la sfida decisiva per sapere se l'Italia potrà partecipare ai mondiali in America e Messico. Vedremo cosa succederà.
Gazzetta del Sud, Israele blocca Pizzaballa ed è bufera, al cardinale vietata la preghiera al Santo Sepolcro, Meloni dice un'offesa alla cristianità. Ancora i racconti, insomma il rimpasto, il governo, spunta il nome di Zaia, c'è anche il nome di un siciliano in realtà, di Sallemi, senatore di Ragusa, di Fratelli d'Italia, che potrebbe entrare insomma in uno di questi posti che il rimpasto certamente lascerà liberi, quindi da ricollocare. E poi lo sport, mondiali 2026, domani a Zenica, Italia, notte prima degli esami in Bosnia per la sfida decisiva, Super Antonelli lo abbiamo già commentato, e di spalla troviamo un po' di notizie sulla Gazzetta del Sud che riguardano la Sicilia. Spariscono gli sportelli delle banche, un vero e proprio allarme nel report di Banca Italia, l'isola è agli ultimi posti del paese. E allora questa notizia la vediamo in pagina all'interno del giornale, perché il sindacato lancia l'allarme sulla base dei dati di Banca Italia, cioè, in questo periodo insomma, non ci sono più sportelli bancomat, non ci sono più banche proprio realmente, centri, diciamo, sportelli bancari in 152 centri, vedete 152 centri senza sportelli nel 2025, 3 in più nel 2024, in un anno un calo di 27 agenzie in tutta l'isola. Quindi questo è ovviamente un dato che fa riflettere non solo per i servizi ma anche per l'economia che gira, o meglio che non gira in alcuni territori. Pasqua, pronto il nuovo pontile per Vulcano, l'isola di Vulcano, quindi le eoliche che si riorganizzano per la settimana di Pasqua, mentre sul fronte ciclone Harry protestano ancora le opposizioni, il Movimento 5 Stelle, lo stop agli aiuti alla Sicilia è una scelta grave. Come sapete l'impugnativa di cui si è parlato in questi giorni ha interessato appunto i fondi stanziati dalla Regione per il ciclone Harry ma anche per la frana di Niscemi. Ancora sulla Gazzetta del Sud un tema, quello degli alberi abbattuti sulle autostrade. Il direttore generale del CAS, il Consorzio di Autostrade Siciliane Fazio, apre al confronto con ambientalisti e agronomi e un comitato spontaneo. Quindi per capire attraverso un tavolo di prefettura cosa sta succedendo, spiegare cosa sta succedendo e capire come si può evitare insomma, questo scempio ambientale. Ancora un po' di notizie di cronaca che arrivano da Siracusa, blitz nel carcere, sequestrati 67 telefoni e droga, invece a Cavagrande, sempre nel siracusano, le squadre in azione per soccorrere uno scout che era appunto caduto in una zona impervia nella gola di Cavagrande del Cassibile, quindi questa è la zona dove si colloca questo intervento. Andiamo sulla Sicilia, la Sicilia di Catania, l'apertura dedicata appunto allo sgarbo di Israele e alla Chiesa, eccolo qua, lo vediamo nel titolo principale, il patriarca fuori dal Santo Sepolcro, lo abbiamo già commentato, non abbiamo commentato invece questa notizia, colpo grosso, a cosa si riferisce? A Parma sono stati rubati 3 quadri di inestimabile valore, un Renoir, un Cézanne e un Matisse del valore di diversi milioni di euro, un colpo effettuato in 180 secondi, 3 minuti, quindi per rubare questi quadri davvero preziosissimi. Per quanto riguarda la Sicilia e la politica, la Sicilia non me ne occupo, chi è che parla? Parla Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che prende le distanze dai fatti siciliani, quando durante una cena con Tajani e Salvini, che era stata abbondantemente commentata nei giorni scorsi, per commentare appunto il post-referendum. Ieri anche un altro caso diciamo, ha agitato la politica siciliana e nazionale, perché sembrerebbe che Giorgia Meloni abbia scritto un WhatsApp di risposta al deputato regionale Ismaele Lavardera, che poi ha pubblicato appunto commentando indignato questa risposta della Premier. Adesso vediamo se riusciamo a ritrovare l'articolo in pagina. Poi ciclone Harry, abbiamo visto l'exit strategy decisa con Roma per far sì che non si fermino questi aiuti e soprattutto non vengono revocati aiuti a chi li ha già avuti. E poi sulla frana di Niscemi 2 relazioni che certificano le inadempienze di 30 anni, perché già dal 1997, quindi pensate 30 anni fa, il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile Nazionale evidenziava anomalie soprattutto sul sistema idrico e fognario di Niscemi. Quindi questo è il racconto che arriva dalla zona colpita dalla frana. Allora entriamo e parliamo proprio di questa zona colpita dalla frana.
Perché? Quelle opere incompiute segnalate dal CTS già 30 anni fa, quindi una relazione a confronto tra ritardi tecnico-amministrativi e nuove iniziative. Vediamo nel pezzo insomma, che cosa diciamo, evidenzia questa relazione tecnica, perché appunto secondo uno dei rappresentanti di questo comitato tecnico scientifico la relazione di intervento su quanto doveva essere fatto a lungo termine, un documento che ora ha il gusto aspro dell'inadempienza politico e tecnica di un'isola che non riesce più a programmare neanche quando c'è da tutelare la salute dei propri cittadini. Gli vengono indicate appunto le 6 priorità a cui bisognava far fronte, preliminare e urgente derivazione delle acque rilasciate dal vecchio, a quel tempo in disuso, ubicato nel corpo della frana mediante una condotta fuori terra, quindi riparabile, che poggia su un diametro di 300 mm e quindi sulle acque diciamo, che non dovevano essere disperse al suolo. Quindi questo era uno degli interventi da fare con urgenza. Non è stato fatto, insomma, sta indagando la procura di Gela. A Licata invece crolla un edificio, era un rifugio per senza tetto, c'è un uomo disperso che adesso si sta cercando, vedremo in giornata cosa succederà. Sempre sul quotidiano La Sicilia vediamo la questione che riguarda la Vardera, il caso su WhatsApp, mi ha scritto vergognoso, denuncia lo stesso deputato regionale, perché che cosa è successo? La ritorsione, veramente io non ho parole. A 00:20 il cellulare del deputato Ismaele Lavardera si illumina e compare questo messaggio, seguito da altri 3, mittente Giorgia Meloni. E non è uno scherzo, il numero da cui il testo viene inviato è davvero quello della Premier, il giovane politico e la leader di Fratelli d'Italia si conoscono dal 2017, quando l'ex Iena si candidò a sindaco di Palermo. Dopo un primo messaggio Giorgia Meloni invia il video con il quale Lavardera aveva commentato l'impugnativa da parte del governo nazionale sui fondi, e questa iniziativa non è piaciuta a Giorgia Meloni, che ha scritto, insomma, ha scritto queste frasi. Quindi questo messaggio poi reso noto sui social ha fatto il giro d'Italia. Sulla politica invece il gelo di Giorgia Meloni con gli altri leader, quei siciliani non me ne occupo, l'abbiamo visto dai titoli, questa presa di distanza appunto con gli altri leader politici. Vediamo le prime 2 pagine di Palermo e Catania all'interno del quotidiano La Sicilia per capire, per leggere le questioni cittadine. C'è una questione che riguarda i conti del comune di Palermo, rischio di un buco nei conti, stop alle nuove assunzioni, il comune è costretto a congelare 10 posti a tempo indeterminato. Riaprono gli impianti di piano battaglia perché è tornata la neve, quindi si scia, nuovi particolari emergono nel caso dello stupro di una tredicenne, diciamo, commentato anche in questi giorni. L'autore di questa violenza, oggi 18enne, è stato incastrato grazie al DNA. E poi altre notizie, insomma, che troviamo in pagina per quanto riguarda Palermo. Andiamo su Catania, prima di chiudere, il Pizzino 2.0 dei Santapaoliani. Qui c'è diciamo, un ragionamento sugli equilibri della mafia a Catania, di Cosa Nostra a Catania, processo ombra. Dalle carte di questo processo appunto emergono tante altre verità, sottolineate appunto in questo articolo nel quotidiano La Sicilia. Nel cellulare del boss della stazione la carta degli stipendi con nomi e cifre. E poi un'altra denuncia del giornale, che queste denunce insomma poi si rincorrono perché vengono fatte un po' diciamo cadenzialmente durante tutto l'anno, non c'è mai un momento di calma, perché le voragini, le strade piene di voragini sono sempre una costante. Lo facciamo anche noi all'interno dei nostri telegiornali molto spesso. La regione ammette 3 progetti da 16,6 milioni, quindi questi potrebbero essere progetti, soldi che potrebbero essere investiti sulle strade catanesi per migliorare non solo la viabilità ma anche ovviamente la qualità della viabilità, con queste buche che fanno veramente ribrezzo. Questa è l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui per quanto riguarda questa rassegna stampa, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon inizio di settimana a tutti.